Don Giuseppe, lei conosceva questa famiglia? E non la conoscevo perché è da appena 8 mesi che io sono parroco, quindi poi anche ci alterniamo con Don Luca, Don Lorenzo, quindi siamo là per un servizio liturgico, piano piano anche per un servizio pastorale, però non li conosciamo, no. Venivano Sì, la gente che li conosceva dicevano che frequentavano anche la parrocchia, sì, sì. Eh, Io non saprei dire perché saranno i psicologi, coloro che conoscono meglio la mente e il cuore delle persone. Io soltanto dal punto di vista spirituale, io devo trovare motivi di fiducia, di speranza nonostante queste disgrazie così grandi, e queste tragedie. Ecco, stavamo venendo fuori adesso da grande sofferenza del Molinetto della Croda proprio 4 mesi fa e stavamo preparandoci al Natale così con serenità, vedendo anche che tutto insomma è andato rimediandosi, ecco i cuori si sono rapacificati in vista anche del Natale, preparare i segni natalizi, una comunità che stava riprendendo con fiducia e coraggio davvero. E adesso questa nuova mazzata proprio e la sentiamo tanto forte perché non avendo loro tre che sono morti parenti stretti, sentiamo noi come comunità parrocchiale di essere parenti loro, ci sentiamo come famiglia, per cui siamo un po' preoccupati di fare le cose bene, di fare le cose, intanto onorarli loro con un funerale dignitoso e pregare davvero per loro, ma poi anche nella comunità trovare motivi di fiducia, di speranza, perché è quello che dobbiamo cercare noi cristiani e abbiamo anche il Natale vicino. In queste feste anche c'è questa insistenza nelle letture nel Vangelo di Gesù che ci dice state svegli, state vigilanti, preparatevi a questo incontro col Signore che non si sa quando e come verrà nelle celebrazioni natalizie, sì, ma anche attraverso questi segni belli tante volte, ma anche i segni dolorosi che ci devono far capire che non siamo qua per sempre, che quindi, ecco, come lui è venuto sulla terra non per risolvere i problemi fisici, la morte, risorgendo ha dato questa speranza dicendo che tutti abbiamo questa vita che continua e che prima o dopo termina, o in un modo o nell'altro termina. Questa volta è terminato in questa maniera, persone innocenti, questo figlio, la moglie, ma lui anche lo consideriamo un malato mentale, così mi pare che sia l'interpretazione più logica che si possa fare, ecco, che abbia avuto un raptus, così una perdita di testa, si dice. Ma secondo lei? Ecco, queste emulazioni, anche perché forse i mass media adesso danno eccessiva conoscenza di anche tanti particolari con morbosità e quindi vedono che dopo in qualche modo sono così trattati bene anche i suicidi e quindi in questo modo credo che incentivi anche questo. Poi anche come quel che diceva prima, può darsi che sia il momento in cui ecco, viviamo pur nel benessere, perché loro sono nel benessere, però questo non basta, perché vediamo che non gli mancava niente, eppure manca qualcosa dentro, se lo giudichiamo da quel punto di vista. Se è malato mentale, allora là tutto è scusabile, però se non fosse malato mentale, diciamo allora lui cercava qua, cercava là e dopo non ha trovato più niente e allora bisognerebbe prima conoscere questi valori. Ecco, la fede cristiana ci riempie la vita, altrimenti davvero la nostra vita non vale niente se non abbiamo il dono della fede.